Qualcuno, come si dice in gergo, se lo è cantato. Ercole Salvan, l'ex della mala del Brenta, latitante da dicembre, sarebbe stato protetto dagli amici, ma la polizia sarebbe venuta in contatto con una fonte che ha rivelato particolari sulla sua fuga. Salvan, che nel suo passato conta una lunga militanza tra le file dei fedelissimi di Maniero, era stato protagonista lo scorso ottobre di una tentata rapina al banco di Sant'Elena di Saonara. La polizia lo aveva arrestato poco prima che facesse irruzione nella filiale. Arrestato e ammesso ai domiciliari, era fuggito dalla sua casa di Piove e da oltre 2 mesi nessuno aveva sue notizie. Qualcuno lo ha aiutato a scappare e proteggersi a Chirignago in una casa in affitto da parte di un uomo di Como, Ivano Galbusera, anche lui arrestato. Il 53enne veneziano è stato sorpreso in casa e non ha opposto resistenza. Del resto uno come lui non poteva non mettere in conto di finire dentro un'altra volta. Deve scontare 7 anni e 3 mesi di cumulo pene e una serie di rapine ai furgoni portavalori. Il suo avvocato lo incontrerà lunedì, intanto si indaga sui complici.